Gianluigi, prime considerazioni dopo questa festa dei calendari, girone C, come vedi questo girone? Come vedi, ovviamente è difficile dirlo oggi, bisognerà conoscere, considerato che ho visto gran parte delle squadre che o sono salite o che comunque non conosciamo. E quindi adesso fare delle prime considerazioni rimane difficile. Esordio casalingo proprio contro una neopromossa, il Ponte, e quanto conta il fatto di iniziare in casa? Ma sicuramente è un fattore positivo, considerato che noi da quest'anno ci spostiamo all'interno, nel palazzetto, che è una superficie nuova anche per noi, quindi contiamo ovviamente sul calore dei nostri tifosi, e il fatto di incontrare una neopromossa ci dà sicuramente degli stimoli qualora era richiesta un'ulteriore concentrazione per affrontare questa gara. Il raggruppamento C è proprio storico, che comunque è sempre un raggruppamento abbastanza equilibrato, formato da squadre esperte, ma nello stesso tempo che comunque creano sempre un po' di movimento pure buono a livello di mercato. Si sono rinforzati quasi tutti, ci sono delle incognite che sono le neopromosse che mano a mano andremo a scoprire, però io in tanti anni di calcio a 5 ho sempre visto questo girone, mi è capitato sempre questo girone C, e devo dire sempre che è molto equilibrato e affascinante allo stesso momento. Esordio casalingo contro lo Spinaceto in campionato, che turno sarà, che partita sarà? Beh, sicuramente è una partita molto difficile. Il Spinaceto 70 lo conosciamo e spero insomma che il nostro pubblico, e quest'anno speriamo che sia numeroso, ci possa aiutare insomma. In Coppa invece nel primo turno c'è una rivincita da prendersi contro il Terracina? Assolutamente sì, noi l'anno scorso abbiamo trovato sempre il Terracina, siamo usciti sconfitti al primo turno, quest'anno cercheremo insomma di rifarci. Girone C, quali sono le sue considerazioni sul raggruppamento in cui siete capitati? Beh, diciamo mi ritengo anche soddisfatto di questo girone. La nostra preoccupazione principale era di non trovare squadre troppo lontane sul chilometraggio, insomma siamo un po' fuori Roma, quindi questo era uno dei nostri primi problemi. Per il resto mi ritengo soddisfatto, alcune squadre che conosciamo sono nostre, diciamo, vicine dei paesi limitrofi, quindi va bene così. Il primo anno, quindi è tutto nuovo, sarà una scoperta continua. Essendo il primo anno, punterete esclusivamente alla salvezza? No, in realtà abbiamo costruito una squadra per essere protagonisti anche quest'anno. Veniamo da un'ottima stagione in Serie D, vincendo campionato e Coppa, e volevamo continuare così. Se l'anno scorso dovevamo vincere, quest'anno comunque vogliamo essere protagonisti e dire la nostra. Poi come andrà vedremo in futuro. Siete capitati nel girone D, come vede questo raggruppamento? Allora, il girone è abbastanza simile a quello dell'anno scorso, quindi è quello che ci aspettavamo. La rosa penso sia competitiva, quindi sono convinto che faremo un buon campionato. Il nostro obiettivo come al solito è di fare ogni anno un pochino meglio, quindi tutto quello che verrà sarà ben accetto. Presidente, siete stati indicati da molti come la vera corazzata della C1. Girone B, quali sono le sue sensazioni? Diciamo che abbiamo avuto un girone abbastanza favorevole, nel senso che abbiamo evitato delle squadre importanti come Aurelio Nord-Ovest, Italpol, Atletico New Team e lo stesso Santa Marinella. E d'altra parte abbiamo trovato dei campi che in tante circostanze non ci agevoleranno, perché comunque noi siamo abituati a una superficie, a un campo al coperto, una superficie gommata, quindi trovare 6 campi sull'esterno non ci agevolerà. Al di là di questo, che posso dire, non ci lamentiamo del girone, ma non l'avremmo fatto nemmeno nel caso in cui fossimo capitati nell'altro girone, quindi noi abbiamo fatto una squadra che dovrà dire la sua, cercherà
di vincere e quindi insomma siamo contenti da una parte, dall'altra la palla è tonda e quindi poi vince uno solo, quindi alla fine vedremo come andrà, però penso che abbiamo tutte le carte in regola per fare i protagonisti di questo campionato e ringrazio chi ci dà come favoriti, però poi dopo alla fine una sola arriva, quindi vedremo chi sarà. Marco, siete capitati nel girone B, come ti sembra questo raggruppamento? No, tanto il raggruppamento è uno uguale all'altro, quindi noi non ci cambiamo nulla, noi abbiamo fatto una squadra diciamo per salvarsi il prima possibile perché è una squadra giovane e faremo il nostro campionato con le dovute maniere sperando che possa interpretare lo stesso ruolo dell'anno scorso, cioè salvarsi e cercare di ambire a un posto tra le big e là davanti, ecco. Silvio, questo nuovo ruolo per te, quali sono, diciamo, le tue aspettative? Beh, diciamo che le aspettative sono molto alte in quanto, come si è visto oggi, i numeri parlano chiaro e il movimento è in netta crescita e credo fermamente che lavorare dalla scuola calcio sia il punto di partenza più grande per poi sviluppare questa disciplina e far sì che arrivino dei giocatori sempre più pronti e che i vivai e questi settori giovanili si trovano dei calciatori già formati, quindi secondo me c'è tanto da migliorare. È una grande bella sfida. Le idee ne ho molte, le condividerò immediatamente coinvolgendo i presidenti delle diciamo tutte quante queste società che comunque hanno delle scuole calcio già molto presenti e radicate e le idee sono un'integrazione importante nella didattica dove poterli far lavorare meglio per quanto riguarda lo sviluppo del calcio a 5 perché diciamo troppe volte diciamo ci sono delle similitudini e attitudini con uno sport maggiore visto come quello del calcio quando in realtà invece nella didattica formativa è molto importante puntare su quello che è il calcio a 5 e quindi lavorare di più su esercitazioni didattiche, ludiche, farli divertire tanto, quindi far sì che questi bambini tornino all'allenamento dopo con la voglia di fare e di condividere momenti con diciamo, gli amici, quindi i propri bambini stessi. E secondo me questo condiviso con tutte le società sarà un bel traguardo. Lo scorso anno è stato un campionato molto travagliato, quest'anno in cosa dovete cambiare, in cosa dovete migliorare per fare in modo di vivere una stagione da protagonisti? Ma sicuramente l'approccio sicuramente al girone di per sé deve essere un po' più maturo e sicuramente con un po' più di esperienza dell'altro anno sicuramente faremo meglio. Obiettivi? Ma intanto pensiamo di nuovo a confermare di restare in C2 e poi vediamo. Presidente, girone B di Serie C1 con quali aspettative? Girone di ferro, si può dire, rispetto al girone A. Diciamo la maggior parte delle squadre che conosco, a parte quelle che si sono inserite da Roma. Penso che sarà una battaglia su tutti i campi. Noi ce la metteremo tutta. Credo che insomma faccio sempre la squadra per arrivare tra le prime 6 posizioni. Quindi, spero di fare un buon campionato anche quest'anno. Chiudiamo in bellezza con Pietro Colantuoni, figura storica del calcio a 5 laziale. Pietro, prima di tutto un bilancio su questa serata e su questa festa dei calendari. Buona perché abbiamo presentato sia i gironi di C1 che C2, quello del femminile, gli altri sono tutti unico, quindi però non ci sono state grosse lamentele anche perché abbiamo fatto del tutto per avere una cosa geografica abbastanza lineare.
La novità che ha attirato l'attenzione di tutti è quella del tempo effettivo, tutti molto entusiasti, l'unico dubbio riguarda i problemi logistici, come saranno affrontati? Allora, come il tabellone, parli del tabellone, no? Allora, il tabellone noi abbiamo fatto alcune lettere già alle società, illustrando a loro dei prezzi, cui se qualcuno poi non ci arriva, c'è sempre una mano che dopo loro ci ridaranno sicuramente. Quindi vediamo un attimino, perché ci sono due tipi, uno da 2,60 e l'altro da 4,51, a secondo la grandezza, ecco. Però le società già sono parecchie che l'hanno acquistato, quindi saranno rimaste un 6-7 ancora sprovviste di tutto. Un passo ulteriore verso il mondo del nazionale, una tappa di avvicinamento molto importante al mondo del nazionale. Prepariamo le squadre per il nazionale, in questo modo le squadre non si trovano con impatto grande, quindi questo a noi ci serviva, perché quando vanno lì le nostre squadre in Serie B specialmente trovano alcune difficoltà, perché sai, il tempo effettivo, le preparazioni sono diverse, quindi già cominciano a prepararsi già in C1, chi passa in Serie B già si trova avvantaggiato. Cosa si aspetta da questa stagione? Bene, questa stagione io mi aspetto che io credo che siano molto equilibrati i gironi di C2, quindi saranno dei campionati bellissimi. Credo che non staccheranno nessuno subito il biglietto per andare in C1, come è successo negli anni passati, ma quest'anno è molto più equilibrato, sia quello di C1 che quello di C2. Sono più che contento di questo, perché almeno si lotta fino alla fine. Il fatto di distribuire le Final Four sulle diverse province è una cosa che sembra studiata apposta per valorizzare l'intera regione. Esatto, l'intera regione, perché era rimasta un po' ultimamente un po' fuori, o Genzano o Colleferro, invece così si va a toccare un po' tutte le province, tutte le province di Roma e del Lazio, e quindi io credo che poi l'abbiamo fatto prima di Natale per un bellissimo scopo, che io mi ricordo che quando seguivo le squadre, che ero dirigente accompagnatore quando ero giovane, si facevano i richiami di preparazione sotto le feste di Natale. Facendo i richiami di preparazione invece così noi facevamo saltare a 4 e 4-8 squadre i richiami di preparazione. Invece così terminiamo prima di Natale, così la gente si può preparare durante le feste di Natale, fa il richiamo di preparazione e iniziano tutti insieme. Ultimissima domanda, ha sottolineato con orgoglio il movimento, le iniziative, le tante iniziative verso i terremotati e verso le zone colpite da questo tragico evento. Faremo delle amichevoli, forse proprio sotto Natale, rappresentative con la Serie A, la Serie B, del nazionale, con le nostre squadre, quelle della regione, per far sì che raccoglieremo parecchi fondi e li manderemo, oltre quello che darà la federazione nostra, Comitato Regionale Lazio.